Lei lo sperimenta ogni giorno, quanto i cittadini, in particolare durante questa pandemia, fossero interessati certamente, non so, i cittadini del Veneto, quello che succede in tutta Italia naturalmente, ma poi erano anche molto interessati di quello che succedeva nel loro comune, nel loro territorio, di quanti venivano curati, della situazione degli ospedali, del territorio, eccetera. Ebbene, queste informazioni si trovano solo nelle emittenti locali. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi l'ha definita una rete decisiva per la tenuta del tessuto sociale del paese. L'ordine del giorno a sostegno alle emittenti radiotelevisive locali, presentato dall'esponente del Partito Democratico e approvato in Commissione Bilancio, rappresenta un riconoscimento al ruolo ricoperto da chi, come il nostro gruppo, dal 21 febbraio è incessantemente in onda in diretta straordinaria per garantire un'informazione costante ed esaustiva anche e soprattutto in questo momento difficile. Il provvedimento di oggi, che tra l'altro ho proprio qui appena votato, dice che impegna il governo a garantire nel primo provvedimento utile lo stanziamento di risorse aggiuntive nel 2020. Eh sì, perché sennò chiaramente molte con la perdita dei contratti, perché non viviamo di canone, insomma, ma lasciamo perdere questo tema, rischiano di mettere in difficoltà un comparto, tutto questo rischia di mettere in difficoltà un comparto e i lavoratori, no? Quindi parliamo di migliaia di persone comunque anche nel nostro paese. Rischieremmo, se non intervenissimo subito, una pericolosissima deriva di chiusura progressiva di questi, diciamo, baluardi dell'informazione libera nei nostri territori. Anche in questa emergenza, ha detto il senatore Ferrazzi, il sistema dell'emittenza locale rappresenta un presidio per il pluralismo dell'informazione, la lotta alle fake news, la tenuta democratica e sociale del Paese. Informazione libera, democratica, soprattutto contro le balle delle fake news che sappiamo nei social sono diffusissime, facendo peraltro contraddittorio e facendo una selezione, come dire, delle fonti delle informazioni. Insomma, un libero sistema democratico di informazione che è la quintessenza della democrazia.